Bene, eccoci insieme anche oggi. Parliamo in questa puntata di un aspetto dell'educazione, formazione, istruzione professionale nuovo, si chiama sistema duale. Ne parliamo con Sandro Dal Piano, che è il responsabile comunicazione di ENAIP Veneto. ENAIP è un ente di formazione il più importante che c'è nella regione, circa 700 dipendenti, 10.000 frequentanti, di cui 4.000 giovani. È un ente che affonda le radici nella tradizione delle ACLI, le associazioni cristiane dei lavoratori italiani. Adesso però è arrivato ad una svolta importante, questa che si chiama sistema duale e correlato a questo, ne parleremo in questa puntata, anche i cosiddetti competence center. Detto ciò, la parola a Sandro Dal Piano innanzitutto per spiegarci cos'è il sistema duale. Il sistema duale è una modalità innovativa con cui un giovane può entrare nel mondo del lavoro. Dico questo, sembra quasi un paradosso, scuola, lavoro, ma cosa c'entra? Siamo un po' abituati con l'alternanza scuola-lavoro. Perché in passato era una delle accuse che venivano mosse, tra le altre, alla scuola, dove un po' di distanza dal mondo del lavoro. Sì, in parte sì. Con ENAIP in realtà... voi avete un'esperienza diversa. Infatti guardiamo al mondo del lavoro con un occhio particolare. Questo, il sistema duale, per noi significa dare maggior valore a quello che abbiamo sempre fatto. Il sistema duale prevede che un giovane in età di obbligo formativo, quindi tra i 14 e i 18 anni, può iniziare un percorso formativo in un ente di formazione professionale, in questo caso all'interno dei nostri centri di formazione dove sono attivi questi percorsi, ottenere la qualifica alternando esperienza in azienda ed esperienza a scuola, dove a scuola si dà valore in particolare all'elemento laboratoriale e la parte esperienziale, senza tralasciare anche le materie di carattere teorico e pratico. Però qual è la vera novità? Che già dal secondo anno, quindi dal compimento del 15° anno d'età, è possibile con l'azienda stessa accendere il contratto di apprendistato. Quindi si innesta all'interno del percorso di istruzione e formazione professionale questo elemento che avvicina ancora di più il mondo del lavoro, l'azienda stessa, che ha una duplice opportunità, una di formare il giovane promettente secondo anche quelle che sono le esigenze delle figure professionali che l'azienda ricerca, due, il fatto stesso che può selezionare questi giovani già fin dai banchi di scuola, diciamo, e questo dovrebbe aiutare a maggior ragione come elemento secondario, ma per noi è fondamentale perché in fin dei conti è il lavoro nostro, di aiutare al successo formativo e anche all'inserimento professionale i nostri ragazzi. Allora, questi discorsi testimoniano come sia cambiata comunque la visione dell'istruzione negli anni recenti. Voi in qualche maniera come ente di formazione, devo dire, avete sempre avuto questo rapporto di collaborazione con il mondo del lavoro. Però una delle critiche che si era mossa negli anni scorsi all'istruzione, e devo dire per molti versi personalmente la condivido, è che finalizzare eccessivamente l'istruzione alle esigenze del mondo produttivo in qualche maniera crea, mi si permetta, tra virgolette, dei piccoli robottini, cioè finalizzati al lavoro, mentre invece insomma, la cultura perlomeno del nostro paese è anche ricca, diciamo, è più classica, è ricca anche di altre esperienze. Anzi, si diceva e si portava sempre ad esempio come in alcune imprese puntassero ad esempio ad assumere dei laureati in filosofia, che di per sé sembra quasi una bestemmia, sempre tra virgolette, perché avevano una cultura formativa a 360 gradi. Ecco, allora, in azienda... Non è colpa vostra, perché voi l'avete sempre fatto. Anzi, tanto per completare il ragionamento, voi siete l'esempio di come l'istruzione o formazione professionale sia cambiata, perché una volta oggettivamente veniva vista come una scuola un po' di serie B, ci andava chi non voleva studiare. Perfetto. Si diceva, adesso è tutta un'altra storia. Perfetto, mi dà l'occasione per ribadire alcune cose. Bene, sono riuscito a dare un buon destro. Sì, assolutamente. Allora, primo, l'addestramento professionale, la logica della sua prima affermazione ormai è acqua passata, ma non da recente, ma da un po' di anni, perché all'interno dei nostri centri di formazione un ragazzo, anche se viene da esperienze diciamo non lineari in percorsi scolastici di tipo tradizionale, come può essere, non so, istituto tecnico, liceo, eccetera, comunque trova, oltre alle
cosiddette avere la possibilità di sviluppare competenze di tipo tecnico-professionale, trova l'italiano, la matematica, le lingue, magari anche due, le scienze, la parte di italiano, la storia, cioè dentro i nostri centri di formazione professionale noi i ragazzi li formiamo per la crescita comunque dell'individuo, è un aspetto, e con tra l'altro metodologie didattiche assolutamente innovative. Questo per assicurare soprattutto ai ragazzi che lo scelgono, ma anche ai genitori, che non è assolutamente una scelta di serie B. Io lo dico, lo ribadisco in tutti i luoghi dove vado, certo. Anzi devo dire che proprio complice anche il cambiamento della società e anche di fatto del sistema economico, si sta guardando alla formazione professionale con l'attenzione dovuta. Questa attenzione va anche sostenuta con investimenti in tecnologie, in percorsi formativi che siano più vicini al mondo del lavoro, ma che possano comunque, altra cosa importantissima che una volta non era possibile fare, è che un ragazzo una volta qualificato, noi dopo 3 anni alla fine c'è un esame per cui si rilascia l'attestato di qualifica professionale, può continuare col 4º anno, quindi diplomarsi, diploma professionale, e volendo può continuare per l'istruzione tecnica superiore, altro segmento importante che è decollato negli ultimi anni in Italia, e poi volendo anche all'università. Abbiamo esempi di successo di ragazzi, adesso non sono più chiaramente, che adesso si trovano imprenditori, responsabili aziendali e che danno lavoro anche ad altri. E poi comunque c'è da dire che una casa la si riesce a dirigere se c'è il muratore, se c'è l'architetto, ma bisogna che ci sia anche il muratore. Tutti architetti non possiamo essere se non ci guardiamo e disegniamo, ma voglio dire, l'edificio non lo facciamo. C'è comunque ancora un problema di accettazione sociale o è stato superato? Ricordo anni fa, in altro settore, l'agricoltura, una ricerca della CIA aveva segnalato come i giovani non volessero fare i contadini perché, insomma, la dico banalmente, andando a ballare in discoteca li guardavano un pochino storti. Poi in realtà ormai, insomma, il contadino di una volta non esiste neanche più, la gran parte sono imprenditori agricoli e credo che quasi tutte le professioni, insomma, siano radicalmente cambiate nei anni più recenti. Questo assolutamente, chiunque può venire a visitare un nostro centro di formazione se ne rende conto già solo a vederlo. Fermo restando che ci vuole sempre quello che metta il mattone, ci vuole chi fa le scarpe. Ma però, per esempio, faccio l'esempio dell'elettricista, una delle figure professionali che nel nostro settore è poco compresa dalle famiglie, ma che dà grandi soddisfazioni poi anche occupazionali, perché non è più l'elettricista di una volta. Se lei si ricorda quando si facevano le tracciature, martello e scalpello. A parte che abbiamo sempre cercati come gli idraulici, eccetera. Però adesso, al di là dei luoghi comuni, provi a pensare alla figura di un elettricista. Si parla di domotica, di casa intelligente, di controllo delle presenze, di sicurezza, di controllo e regolazione dall'energia fino alla climatizzazione. Ormai la parte elettronica, la parte elettrica si sono integrate, per cui le competenze necessarie, per esempio la figura del classico elettricista, sono veramente cambiate e i nostri giovani lo sanno fare. Siamo impegnatissimi nell'investire all'interno di laboratori e anche di competenze, i nostri docenti li selezioniamo noi, vengono dal mondo dell'azienda, dell'impresa, quindi portano competenze reali e concrete all'interno delle nostre scuole, quando magari da altre parti non è sempre così. Così come anche mi ha fatto molto piacere, è venuto a trovarci un esperto di start-up e anche quindi di innovazione, adesso se ne fa un gran parlare. Entrando nei nostri laboratori mi ricordo la sua esclamazione che ha detto: caspita, ma voi siete veramente un Fab Lab, cioè un laboratorio del fare, e lo siete concretamente, perché tra la tecnologia e vedere questi ragazzi che creano, disegnano, progettano e poi realizzano, veramente è un po' la chiusura del cerchio, la quadratura del cerchio. Ecco, oltre ad essere un Fab Lab, siete anche, devo dire, un laboratorio di intelligenza didattica. E arriviamo ai Competence Center, vale a dire la capacità di creare delle realtà sul territorio a partire dalle esigenze del territorio.
Noi non esisteremo senza le esigenze del territorio, o meglio, se non rispettiamo quelle che sono le esigenze del contesto socio-economico locale, i nostri centri non sarebbero nemmeno nati. Certo. È chiaro, noi siamo nati storicamente nel dopoguerra, c'era un paese distrutto, era da ricostruire, dai carpentieri fino ai meccanici, c'era da dar lavoro a generazioni che all'epoca erano veramente in una situazione non semplice. Ora invece è cambiato totalmente il paradigma e anche il contesto socio-economico, però i nostri centri continuano ad esistere, non solo ad essere oggetto di attenzione da parte delle comunità locali, proprio nella misura in cui rispondono alle esigenze dell'imprenditore, dell'azienda, del contesto, delle famiglie, perché noi, fi dei conti, noi siamo un po' particolari perché veniamo valutati da più soggetti. Ancora un minutino. La famiglia, perché ci affida il figlio, il proprio futuro. Chi ci sostiene e finanzia, quindi l'ente pubblico, in questo caso la regione. Terzo, l'imprenditore, che poi alla fine inserisce un ragazzo e vede il lavoro che abbiamo fatto. E questo garantisce anche alti tassi di occupabilità. No, occupazione, perché noi gli ultimi rilevamenti, guardi, freschi della settimana scorsa, dicevo, in alcuni settori sfioriamo il 95%. Chapeau. Deneip Veneto, Grazie. di cui abbiamo ospitato il responsabile comunicazione Sandro Dalpiano. Abbiamo parlato di sistema duale, questa nuova opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sfruttando il contratto dell'apprendistato e anche dei competence center, valide queste nuove realtà che stanno sorgendo sul territorio a partire dalle esigenze del territorio stesso, esigenze lavorative. Grazie, a voi alla prossima, a domani.